Eccoci qui di nuovo per la 25esima edizione. Ce l'abbiamo fatta. Quest'anno abbiamo pensato ad uno spettacolo che vi stupirà. Noi siamo qui anche grazie al teatro, siamo nati e cresciuti con questa idea che ha fatto Don Alfio, ha proposto Don Alfio 25 anni fa e che abbiamo proseguito con Padre Milazzo. 20 anni fa io ho iniziato per la prima volta con questo spettacolo che abbiamo riproposto a Cuzzimi Causi ed è uno spettacolo che è andato veramente bene. Io ho fatto a scuola con le mamme ed è stato un successo e ho riproposto qua. Da qui è nata la mia passione per il teatro e quindi con gli altri ragazzi per noi è una passione che facciamo ogni anno e speriamo sempre di fare. Quest'anno io ho inserito i ragazzi del dopo Cresima perché l'anno scorso al Grest ho visto delle scenette che loro hanno fatto che mi hanno veramente conquistata e quindi speriamo di farle crescere anche noi con loro e vi assicuro che è stata una vera scoperta. Non vi dico altro perché vi dico solo che la prima parte sarà spettacolo di cabaret e invece la seconda parte la classica commedia in un atto unico, quindi questa è la novità di quest'anno. Vi prego vivamente di una cosa: abbiamo messo fuori le indicazioni con la spazzatura differenziata, nel senso che l'anno scorso è stata tutta mischiata e la signora delle pulizie ha fatto fatica, quindi dove c'è scritto carta si butta la carta, dove c'è scritto plastica si butta la plastica, dove c'è l'umido, grazie. E per chi fuma fuori ci sono dei contenitori appositi con la sabbia per buttare le cicche. Grazie e buon divertimento. Ci troviamo in un bar. Due fidanzati decidono dove trascorrere le vacanze. Ma sarà così semplice? Sì, bello! E dove andiamo? Non lo so, Buongiorno, salve, cosa vi porto? Solo uno? Ok, arrivo subito. il problema è tutto questo. Non sapevo dove andare. Ma ci porta veramente zitto. Voce! Ma sì, è bella, però non so se mi convince. È troppo caldo. Sì. Sì, hai ragione. Effettivamente è un po' troppo caldo. Però se il è troppo caldo potremmo pensare, non so, a Mosca. Città bellissima assolutamente basta. Ma sì, anche Mosca è una bellissima città, c'è molto da visitare, poi c'è la neve, però non lo so, è troppo freddo, troppo freddo. Il caffè, quando importa il caffè, siccome che già Hai ragione. Però il Brasile è troppo caldo, Mosca è troppo freddo. Guarda, facciamo così. Ci andiamo a Monaco, in Germania, 10 ore di macchina e siamo subito lì. E poi possiamo risparmiare anche sui biglietti del volo e possiamo farci anche una vacanza più lunga. Rischiamo, dai. E poi, dai, ci conviene. Ma non lo so, ma poi 10 ore di macchina, arriveremo già stanchi, poi un mese di vacanza. No, non è possibile, è tutto troppo lungo, sì. Troppo lungo! assaggia. Guarda, mi sembra troppo lungo. Facciamo così. Prendiamo l'aereo e con un'ora di volo siamo subito a Barcellona, la capitale del divertimento. Ci vanno tutti i giorni e poi l'estate è sempre affollata. E poi quei giorni siamo di nuovo a casa. Sì, è bellissima senza ombra di dubbio,
dubbio, c'è tantissimo divertimento, però non lo so, e poi sono 2 giorni di vacanza. È tutto troppo corto, sì, troppo corto. Ma non va bene nulla, è troppo caldo, è troppo freddo, decidi. La fatto la cosa, capito? Sì, lo so, però tanto che non sappiamo dove andare, ce ne andiamo una settimana da mia madre. No. La tua madre? Ogni volta sempre la stessa storia. No. Cioè, basta. Scusami, ma non è corretto. Non è corretto. Poi ogni anno mi fai disperare. Poi l'ultima proposta è davvero l'ultima. Cieca. Ci andiamo a Parigi, la capitale dell'amore. È molto romantica per noi. Ma che cosa stai dicendo? Lo sai che non mi piacciono tutte queste romanticherie? Che cosa ci andiamo a fare? Dai! È troppo dolce per noi, troppo dolce! Non ce la faccio più con te. Non ce la faccio più con te. È troppo caldo, è troppo dolce, Parigi è troppo dolce, quello è troppo lungo, è troppo corto. La vacanza vuoi farla alla fine, sì o no? Ma guarda, ti dico una cosa. No, non lo voglio più! Come no? Non lo voglio più! Senta signora, e prima è troppo lungo, e poi troppo corto, e poi troppo dolce, e ora lei non lo vuole più. Senta, aspetta un attimo qua perché le devo dare un bel castello, lo dico se ci do ora, ci do questo. E allora nella casa, arrivederci e grazie, poi... Ero preoccupata perché i suoi piccoli pipistrellini non sono ancora rientrati. Dove saranno finiti? Ah, questa io me la ricordo. Te la ricordi? Sono troppo preoccupata. Sono 2 ore che i miei piccoli pipistrellini sono usciti e non sono ancora tornati. Ma dove saranno finiti? Mamma! Amore della mamma! Ciao mamma, sono tornato, vedi? Sì, ma cos'è questo sangue? Lo vedi quel campanile? Dietro il campanile c'è un palazzo e io ho succhiato il sangue a tutte le persone che abitavano nel primo piano. Però l'amore della mamma, sarai sazio? Per riposare. E dove sono finiti tutti gli altri miei piccoli pipistrellini? Mamma! Amore della mamma! Ma cos'è tutto questo sangue? Lo vedi quel campanile? Dietro al campanile c'è una piazza e dentro la piazza ci sono tanti vecchi e noi abbiamo succhiato il sangue a tutte le persone che erano lì. Però l'amore della mamma, sarete sazi e stanchi, andate a riposare. Ne mancano ancora 2. Ma dove saranno finiti?
visto proprio! Buonasera signore e signori, sono qui stasera su questo palco per presentarvi un mio numero ovviamente favoloso. Vi servirò una canzone intonata con una chitarra completamente scortata e per fare questo però avrò bisogno della massima concentrazione e dell'assoluto silenzio. Grazie. Oh, eccoci qua. E allora, siamo pronti, signore e signori? Buonasera. Noi siamo qui pronti per eseguire un numero favoloso. Io sono qui ad eseguire un numero favoloso. Ma come tu? Scusi, io sono qua e non faccio niente. Mi stai rovinando la scena. No, dai, io sono qui, mi devi fare qualcosa. Dai, anche il pubblico vuole che io faccia qualcosa. Fammi fare qualcosa. Vero? No, io devo fare qualcosa. Forza! Vabbè, è proprio dedicarmi allora a mio priorità. Ok, vado, la chitarra. Sì. E mi raccomando, scordala. La chitarra scordata, alle corde che suonano. Chitarra dove? Ma proprio, te la devo prendere. Certo. Vado. La chitarra dov'è? L'ho scordata! Ah, che hai capito? Devi prendere la chitarra e scordare le corde. E perché non me lo dicevi prima? Ma poi che sei senza corde? Terra senza corde. Le ho scordate! Ma è deficiente. Vabbè, ho capito, la chitarra me la prendo e me la scordo anche la toga. Ma poi che si va a prendere a fare la chitarra? Sa cosa la scuola? Va! Signore e signori, questa sera seguirò da solo questo pezzo. No, ma come da solo? Cioè, io ho fatto tanta strada e non mi fai fare niente. Dai, oh. Dai, fammi fare qualcosa. Su. Vai. Che devo fare? Forza. Dai, qualcosa. Vabbè, ormai, visto che mi è sconcentrato, accompagnami. Oh, e dove andiamo? Al bar. Signore e signori, scusateci, ci assenderemo 5 minuti. Noi ci mettiamo le due mesi e le rimandiamo i locali. Devi accompagnare con la chitarra. Ti pare che la lascio qui la chitarra? Con tutte queste facce, questo è il colpo del 3 dita. Che si dà? No, vai. No, la chitarra, che te suona?
dobbiamo fare. Dai, vieni dietro. Ok. Dietro no, la chitarra. Lasciamo stare che andiamo in quattro. Senti, là ci sono le buste, che fa? Una in camera mia, una in camera sua? Ah, che dici? Quattro parti. È il tempo musicale. Allegro. Allegro andante. Allegro con brio. Allegro ma non troppo. Allegro ma non troppo. Allegro ma non troppo. Oh, più allegro ma non troppo di così, poi mi viene da piangere! Che fa? Dai, Basta, cambiamo accordo. sono d'accordo. Cambiamo accordo. D'accordo. Cambiamo accordo musicale. D'accordo! Vai là. Vai là. Vai là. Vai là. Oh, vedi capelli a un marco! Più in là di così non vedevo andare! Mamma mia! Scusa, cosa hai capito di là? Tu mi dici, Basta, devo dire una cosa. Tocca in me. No. Vedi che io mi vergogno? Ma come ci deve vergognarsi a toccare in me? No. Tocca in me. No, tocco dopo in camera. Ho toccato un bemolle. Prego, guarda tu, già che non so. Ok, la canzone bravo. Yesterday. Ma scusa, non vedi che sono tutti italiani. Devi cantare qualcosa in italiano. Ieri. Facciamo così. Io ti suggerisco e tu canti. Ok, vai, allora, tu mi suggerisci e io canto, vai. Signori e signori, Ivan presenterà Una sera maggio. Ma quale sera maggio? Ma vedi che io devo cantare stasera! Maggio che si senteva? Vedi che è il titolo della canzone? Ah, ok. Vai. Oh! Non è più un bemolle ora! Sei lontano dal mio re! Ma cose. Quando viene appuntamento? Ma quale appuntamento? Io devo cantare stasera! Appuntamento! Cioè, ho sogno qua, vai! Era rimasto quella canzone. Ah! Quando viene appuntamento? Dimmi quando e io ci vengo! Guardo mare, guardo monte. Guardo mare, guardo monte. Guardo mare, guardo monte. Oh, deciditi! Un è italiano, un mare o un monte? Questo è da lei perché è una canzone. Ah. Vai. Tu, guarda che dire? Se ti parlo non rispondi. Se ti parlo non risponde. Se ti parlo non risponde. Ma quella ti risponda, ma non c'è questo problema. Basta, guarda, facciamo così.
io ti suggerisco è tu casa. No, cioè, no, ti suggerire non parlare più perché... Vabbè, devi dire solo quello che dico io e basta. E basta. Non così e basta. No, non così e basta. Smettila! Smettila. Chi è più scemo, io o te? Te. Vedi che quando lo capisci. Senti, basta, ora la vedo io. Signore e signori, vi canterò Mala Femmina, che tra l'altro ho scritto proprio me medesimo tanti anni fa. Vai, presentami, vai, fai una cosa del buono, forza. E Mala Femmina la devi tu? Yes! Non la sapevo questa, non capo. Vai, presentare. sì, vai. Signori e signori, Ivan canterà una canzone che dice di aver scritto lui, giusto? Yes, sì. E si intitola Mala Femmina. Vai. Femmina, mia dolce cara amica, su dammi la tua bocca. Femmina, è un uomo che ti prega, su fammi questa sera. Oh. Femmina, l'amor mi rende pazzo, su prendi questo mazzo. Femmina, se cerchi dei milioni ti attacchi a sti lamponi. Femmina, tu sei proprio una femmina, ti voglio bene e t'odio e ti vorrei scolare. Start spreading the news. I'm leaving today. I want to be a part of it. Right through the very I
Ci troviamo nella sala d'aspetto di un ospedale. 3 giovani coppie aspettano il loro primo figlio.
l'orchestra sinfonica del Teatro La Scala, che con i loro strumenti ci allieteranno con un loro bellissimo intermezzo musicale. Adesso
Ci sembra stato un libero. Sì.
state per assistere all'ultimo sketch del mio meraviglioso film che sicuramente vincerà l'Oscar, ve lo dico qui e qui lo nego. Vincerà l'Oscar perché è un meraviglioso film con dei meravigliosi attori. E perché mi guarda così? Comunque gli attori sono presenti, sono carichi, quindi vi invito a vedere l'ultima scena del, ripeto, il mio capolavoro di film, La morte del figlio. Vi do un applauso. Uscite! Sorridete alla pleba. Sorridete perché vi pago. Tutti fuori, subito! Veloci! Calma. La morte del figlio. Prima scena. Chuck! Ma dov'è il mio figlio? Non c'è una volta che arriva puntuale, è sempre in ritardo. Ma ora quando arrivo a casa, gli unghio la faccia, glielo faccio vedere io come arrivo puntuale la prossima volta. Fatti sperare, fatti sperare. È sempre in ritardo, sempre. Mamma, Dove sei stato tutto questo tempo? sono stato fuori. Ma ti sembra un albergo questa casa? Entri, te ne vai, esci, capisci, ma niente! È morto. Figlio mio, perché non piangi? È morto. È morto, è morto! Chiamate il 118! Qual è il numero del 118? 118! Dottore, controlliamo. Segnale di vita. No. È morto. Oddio. È freddo. Oh, Gesù santo, Dio. È morto. Sicuro. Signore. Condoglianze. Chiamiamo Prete. Prete. Signora, condoglianze. Mi conviene chiamare il Becchino. Becchino! Stop! No! Non va bene! Siete troppo scarsi! Non va bene! Entrate nel personaggio! Entrateci! Per favore! Voglio vincere l'Oscar! Lo volete capire? Sì o no? Allora perché vi pago 2 euro l'ora? Oh! La voglio più veloce! Dai su, tutti fuori! Per uscire anche veloci, dai! Oh. Scusate. Scena 2, la morte del figlio. Chuck si gira! Ma dove è il mio figlio? Non c'è una volta che arriva puntuale, è sempre in ritardo, sempre, infatti sperare una volta che non arriva solo lei che sta sopra il ma guarda, sei il 118! Becchino!
oddio, gliela faccio vedere io come arrivo puntuale alla prossima. No! Sono stato fuori. Ti sembra un albergo questa casa? Esci, fai sempre come perché non ti alzi? È morto! 118! Chiamate il 118! Signora, condoglianze! Conviene chiamare il becchino. Becchino! Becchino! Signora, Gianco Marrone. Non la voglio così! Non la voglio così! Siete troppo lenti! La voglio diversa! Fuori tutti, subito! Senti, Renato, adesso io tampo. La morte del figlio diversa. Jack si gira. Mio figlio, non c'è una volta che arriva puntuale. È sempre in ritardo. Ah, quando arriva, glielo faccio vedere io. Mamma, mi sento una questa casa. Perché? Ma io non lo so, esci, te ne vai. Ma si fa male. Figlio mio, perché non ti alzi? Su, svegliati! 118! Chiamati il 118! È morto! Dio mio! Andiamo al centro. Sì, che sei morto, lo devo trasportare io, nessuno lo vuole. Vediamo. Calmati. Mi sa che questo uccello è morto.
sentite condoglianze. Grazie, signora, mi spiace. Danilo! Danilo! Signora, condoglianze. Non piangere. Il becchino. Becchino!